a me per esempio l'ospite di oggi è sempre piaciuto, sempre, l'ho sempre detto in tempi non sospetti, prima che lui facesse cose veramente importanti. Chi è? Chi è? Sapete che c'è un film importante che si intitola Mi manda? Mi manda? Parlo a fare. Sotto a Key Talk stasera scopriamo, come avete così visto nell'intro, chi ci manda stasera, chi ci manda chi. Vi ho detto che c'è un titolo famosissimo di film, ma lui a me ha fatto sempre divertire e lo sa, io l'ho sempre detto, quindi stasera mi manda Picone. E con noi Sebbi Picone stasera. Ciao Sebbi, come stai? Ma così mi emozioni, ma non è vero. mi aduli. No. Esiste Aduli? Sì, esiste Aduli. Allora, io di Sebbi, quando mi ritiravo dalle registrazioni insieme e vedevo, a me faceva impazzire quando Sebbi cadeva per terra, si rotolava con la chitarra. Sono bravissimo, ho fatto ridere, ho fatto impazzire. La sua autoironia a me faceva, no, la sua comicità mi fa ridere, mi fa divertire. Ricordami che ancora devo pagare 2 microfoni alla produzione, perché quando mi rotolavo si rompevano i microfoni. No, ma allora guarda, io ti ho invitato per un motivo chiaro, semplice, tu sei qua oggi perché poi dopo passi dalla produzione e paghi i 2 microfoni, così almeno abbiamo... Allora Sebbi, tu la trasmissione la conosci? Certo. La conosci, lo dico perché l'ho detto a tutti. Quando in una delle prime puntate di Sotto a Key Talk il primo messaggio di un collega era quello di Sebbi Picone, che simpaticamente dopo un paio di puntate di Sotto a Key Talk io apro quest'audio perché ho detto se è un audio di Sebbi riderò sicuramente. Allora quando ascoltai quest'audio l'audio recitava così: e a me quando talk a me questa cosa già ogni tanto ve lo ascolto e mi fa ridere questa cosa perché mette il buon umore. Sebbi, tu insomma. Sì, allora questa è intanto voglio dire che è una delle trasmissioni più belle alle quali io ho partecipato. Non ci credo, non sono stato sufficientemente... No, che c'è, ci credo, lo prendo come un complimento, la cosa mi fa piacere. E sono contento per te che finalmente sei riuscito ad avermi come ospite. Hai visto che sono contentissimo. Sei contento? Ma io Sebbi, come sto andando? Sono un fenomeno per avere le tue battute. Stai andando benissimo. Allora io sono venuto qua solo per un motivo, perché vedevo la trasmissione, vedevo loro due impassibili, allora io vorrei sfatare questo mito, vorrei riuscire a farli ridere in diretta con una mia battuta. Se ce la fai durante la trasmissione, io non farò niente per impedire tutto questo, quindi te lo dico molto sinceramente. Allora, la trasmissione la conosci, hai diritto ad una sola bugia, loro non parlano, non si muovono, non ridono, ma tu sei libero di fare quello che vuoi. Io ti ho invitato perché tu appunto debba poter essere sereno nel fare quello che vuoi. Adesso cominciamo con le domande rompighiaccio. Sebbi, io lo so che per te rompere il ghiaccio è facilissimo, cioè nel senso che sei tu quello che lo rompi prima. Aspetta, ti dico una cosa, io quando uscivo con le ragazze ai tempi, mi ricordo che mi portavo sempre 3-4 cubetti dietro per rompere il ghiaccio, quindi non andavo mai sprovvisto. Ma ora dico io, Fiorello poteva non innamorarsi di Picone, tant'è da non volerlo così dalla mattina nelle sue follie radiofoniche, non è possibile, doveva per forza innamorarsi di Picone. Allora ad esempio facciamo le domande rompighiaccio, che sono quelle che io mi sposto più qua, Posso dire una cosa, il mio profilo migliore sarebbe il lato destro, vabbè, comunque rimango qui per te. Sì. Quindi il profilo sul lato sinistro, per non oscurarmi, però io sul lato destro vengo una bomba, però rimango qui, dai. Rimani qua perché sul profilo sinistro, vabbè, vedi che ho anche una luce diversa, perché io sono, rispetto agli ospiti, sono un po' meno, quindi ho bisogno del vostro aiuto. Diciamo che queste sono le domande che alla fine sono le domande un po' più serie, chiaramente, però io sono sicuro che se ti faccio una domanda seria tu non risponderai in modo serio e non voglio. Ci provo, però devi dire la verità. Ci provo. La cosa, le domande sono 3. La cosa di cui ti sei vergognato di più, non mi puoi dire non mi sono vergognato di niente?
perché ti sarai vergognato di qualcosa nella tua vita, Sì. uno che fa il tuo lavoro non può non vergognarsi, Sì. sei orgoglioso, no, nel senso che non è che ci vergogniamo del lavoro, ma insomma qualcosa succede sempre nel nostro lavoro per cui dici mi è caduta la faccia a terra, sei orgoglioso di cosa e non puoi essere orgoglioso di tutto, ci sarà qualcosa in particolare di cui sei più orgoglioso, e se potessi tornare indietro cosa rifaresti o cosa non rifaresti? Quindi partiamo dalla Questa è cosa, la domanda. dalla cosa di cui ti sei vergognato di più. Allora, tu sai che faccio l'insegnante, no? Sì, sì, lo faccio so. l'insegnante, quindi la cosa di cui mi vergogno tanto è che una volta sono entrato in classe, ho spiegato le espressioni con le parentesi, eccetera. Dopo aver finito la spiegazione mi sono accorto che avevo spiegato il programma di un'altra classe e in seconda avevo spiegato il programma di prima, e quindi alla fine mi vergognai un pochettino di questo. Solamente, diciamo, di questo passo indietro. Avevo spiegato tutt'altro tranne quello che era il programma che loro stanno facendo in atto. Sarei curioso di sapere la reazione dei ragazzi a questa tua... Vedevo che loro mi guardavano un pochettino ammutoliti e un po' con la faccia, sai, ma che sta facendo? E poi ho capito che il programma era quello dell'anno successivo. Vabbè, cose che capitano. Cose che possono capitare, cose che capitano ai vivi, ai professori vivi. Sei orgoglioso di che cosa? Io seguendo un po' la tua carriera, la tua vita professionale, insomma, che croce. Sarai orgoglioso di quello. Ma se c'è qualcosa che nella vita ti inorgoglisce in particolar modo? Dal punto di vista professionale o umano? Umano. Guarda, parliamo delle cose umane, del lato umano. Ti direi la classica risposta scontata alla famiglia, però quello che mi rende orgoglioso è aver potuto crescere i miei figli in modo educato, hanno loro un atteggiamento modesto, sono delle persone che oggigiorno non è facile riuscire a crescere ragazzi, perché sai benissimo, tu sei un genitore, come è difficile educare, poi più avanza l'età più è difficile, ricorda. Però io sono orgoglioso dei miei figli, di come loro sono cresciuti, stanno raggiungendo i loro obiettivi, mia figlia per esempio già lavora, mio figlio è quasi entrato nel campo del lavoro, e quindi sono orgoglioso proprio non dei figli che è la classica domanda, ma di come sono riuscito a crescerli. Quindi questo denota anche il fatto che tu abbia trovato tanto, perché chi fa due professioni, perché tu sei un insegnante, poi ti occupi di spettacolo, e quindi insomma, il tempo lo si trova, si dice, non è vero che il tempo non c'è, non esiste, il tempo ce lo ritagliamo, ce lo troviamo, lo cerchiamo e lo dobbiamo trovare per i figli, quindi questo denota il fatto che tu hai fatto grandissimi sacrifici, hai rinunciato anche a qualcosa per educare bene i figli, è molto importante. Sì, ho rinunciato, ma sono riuscito anche a coinvolgere loro nelle mie passioni. Per esempio mio figlio è il fonico dei miei spettacoli. Quindi è sempre con te. Lo pago poco, sì, è sempre con me, quindi lui... Non lo dico, lo pago poco, io lo pago poco, mi dici lo pago poco. Perché diciamo è una cosa che rimane in famiglia. Deve stare coi piedi per terra. Quindi se lo spettacolo va bene lui guadagna, se lo spettacolo va male è colpa sua, paga lui. La colpa è del fonico. Vero, la colpa è sempre del fonico. Allora Sebbi, se tu potessi tornare indietro, cosa rifaresti o cosa non rifaresti? Allora rifarei quasi tutto di quello che sto facendo, perché lo faccio con passione, lo faccio veramente perché mi piace, mi devi credere, io faccio l'insegnante perché mi piace insegnare, mi piace stare in mezzo ai ragazzi, mi piace confrontarmi con loro, perché le generazioni cambiano, Sì. Tu devi capire una cosa, che fra me e un ragazzo di scuola media c'è mezzo secolo di differenza, però questa differenza mi piace perché vedo in loro le nuove abitudini, vedo come le generazioni cambiano in modo molto ma molto veloce. Prima ci volevano 10-15 anni affinché cambiasse la generazione. Adesso è tutto molto più rapido. Adesso devi insegnare, anche nell'insegnamento devi avere dei tempi rapidi, devi usare gli audiovisivi perché loro si annoiano facilmente. Tu lo sai che loro scrollano e quindi la cosa che diciamo si è totalmente capovolta sono i ritmi di attenzione dei ragazzi. Adesso sono molto ma molto bassi, quindi stare a scuola è una scommessa, nel senso che pur avendo una certa età riesci, diciamo, a confrontarti a stare al loro passo, che non è facile, ma questo ci mantiene, a chi è genitore o chi insegna soprattutto, contribuisce a mantenere giovane l'insegnante. E non solo giovane, perché io negli anni passati ho incontrato qualche insegnante che ne sapeva poco. Oggi gli insegnanti tendono a non rimanere indietro rispetto ad un ragazzo che ha
con il quale c'è mezzo secolo di differenza. Anche nel campo professionale, la Certo. comicità è molto diversa fra un ragazzino di 11 anni e una persona adulta, Certo. perché loro ridono per cose totalmente diverse. Quindi quando tu riesci a fare ridere o sorridere un ragazzo, E là ci arriviamo. sai che E quella là cosa ci arriviamo. funziona. E adesso ci arriviamo dopo. Allora, Sebbi, le domande rompighiaccio, ma tu sei un esperto nel rompere ghiaccio, l'abbiamo saputo. Ora, sono sicuro che da qualche parte avrà portato là i cubetti, non lo so. Allora, loro non parlano, non si sono mossi, ancora non hanno riso perché non sono entrati Ma tu sai che il mio primo gruppo artistico ci chiamavamo i Ghiaccioli? i ghiaccioli. Poi però ad agosto ci siamo sciolti. Vabbè, non lo so se stanno ridendo, io rido perché, però non lo so se loro stanno Loro non ridendo. ridono, Non so dalla loro non ridono, io inquadratura ci più provo. stretta, ci abbiamo provato, ci stiamo provando. Intanto guarda il Vox Populi e guarda invece come loro fanno sciogliere gli altri. Oggi andiamo un po' a parlare di scuola. Giovanni, sei preparato? Ma veramente, cioè, io la scuola l'ho finita 20 anni fa. Allora, guarda. facciamo così, ti faccio delle domande, ogni volta che sbagli ti do una cozzata. Ma perché? 2 per 2, 4. 7 per 7, 49. radice quadrata di 3359. Aia. Andiamo a vedere. Ciao. Ciao. Allora, noi ci accomodiamo qui vicino a te e ti rubiamo 2 secondi per chiederti, tu sicuramente a scuola ormai hai terminato con la scuola. Meno male, anche io ho finito, me lo hai pensieri. Però ti chiediamo, ti ricordi la cosa più strana che hai visto accadere in classe? Raccontacela. Allora, alle superiori frequentavo una scuola abbastanza particolare. E la cosa più strana che ho visto fare è stato vedere un ragazzo che litigava con un altro ragazzo e gli ha lanciato Noi eravamo praticamente nella classe in alto, proprio all'ultimo piano, e ho visto lanciare uno zaino e poi è salito il preside che tipo ha fatto come il pazzo. Quindi si è visto uno zaino che volava dalla finestra? Dalla finestra, infatti se la ricordavano tutti questa Mi hai fatto cosa. ricordare che io una volta a scuola mi ricordo di un mio compagno che non è che ha lanciato qualcosa a qualcuno, però così si divertiva lanciando i banchi dalla finestra. Ah, così, sì, direttamente. sì, poi l'hanno visto e è stato sospeso. Giovanni, non dire queste cose. Scusate, Anzi, è andata bene. a casa ricordate di non prendere esempio assolutamente da queste cose, non fatele. Studiate, mi No, raccomando, bambini, ragazzi, no, studiate, studiate. molto importante. Buonasera. Allora, noi vogliamo rievocarle qualche ricordo adolescente. Dunque, qualcosa di strano che le è rimasto impresso che accadeva nella sua classe? Difficile perché è passato tanto tempo, quindi mi ricordo alle scuole medie c'era un mio compagno di classe che era veramente una peste, ne combinava di tutti i colori in classe e non riusciva a stare seduto in banco, era più forte di lui e non disturbava purtroppo le lezioni, fino a che un giorno addirittura ha buttato giù dalla finestra lo zaino e lì è successo poi Una cosa che un macello. Un altro zaino dalla finestra, perché esatto. Ma penso che questo sia Può essere che poco fa abbiamo intervistato il figlio di questo suo compagnetto, perché questo ragazzo pure buttava lo zaino può darsi. Ma secondo lei è più pericoloso un professore arrabbiato o un bidello che ha appena lavato il pavimento? Penso il bidello. Il bidello. Tu poliziotta, non capirai, dove venito, Va bene, noi la ringraziamo e un saluto a Sotto a Chi Talk. Ciao, sotto a chi tolco. Noi ti ringraziamo e ti chiediamo di fare un saluto al pubblico di Sotto a Chi Talk. Ciao, sotto a Chi Talk. Rientriamo dopo il Vox Populi, tu hai visto come Beh, sono bravi, adesso mi è rientriamo. piaciuto. Ti è Beh, piaciuto? beh, sì, tantissimo, Così. tantissimo. E avete visto il primo complimento di Sebbi, il primo complimento che vi fa, ora non vi vuole fare ridere, vi vuole fare proprio un complimento. proprio. Allora, senti Sebbi, io ho due domande simpatiche. Una che deriva insomma dalla mia conoscenza della tua vita artistica. Dovete sapere, oggi vedete Sebbi in abiti civili.
perché Sebbi di solito è sempre con la sua giacca, quando va in trasmissione, con la sua giacca fatta apposta, Sì. la sua tre quarti, Sì. la sua tre quarti, è coloratissima, bellissima, Un tight. e la sua chitarra, dalla quale lui non si separa mai. Cioè, io sono convinto che se andassi di là, in camerino, dove lui si è appoggiato, c'è la chitarra. Cioè, su questo non c'è dubbio. O se non è là, è in macchina, ma la chitarra c'è. Allora ti faccio una domanda. La chitarra, qualcuno dice che la chitarra è il prolungamento delle tue braccia, del tuo corpo. Cioè, Per un attimo avevo pensato male, ma vabbè, comunque dai. No, dai, è per un momento delle mie braccia. è sempre con te la chitarra, sempre a pranzo, mentre dormi, c'è la chitarra, perché tu hai 3 risposte, Sì. puoi dare anche la quarta che insomma io non ho scritto, Sì. ma tu hai sempre la chitarra in mano, perché così quando a casa ti chiedono fai questo, prendi quello, tu hai le mani impegnate e non ti occupi di niente. B, la porti con te perché nella vita l'occasione è sempre dietro l'angolo, e allora l'hai portata sempre con te e la porti con te, perché così quando i tuoi figli sbagliano tu gliele canti e gliele suoni. Allora direi la B, La B. quella di mezzo, cioè che la porto sempre dietro con me, perché l'occasione può capitare in qualsiasi momento. Infatti io mi ricordo quando andai a vedere la prima volta Fiorello, meno male che avevo la chitarra, perché io non sapevo che lui dopo la trasmissione usciva fuori e dava conto alle persone, faceva la foto. Io avevo la chitarrina, subito ne ho approfittato per fare un paio di brani. A lui sono piaciuti e da lì è iniziata tutta una storiella. È stata una storia bellissima, una storia non bellissima, una sì. storiella, diciamo lui è modesto, ma fare il pre con Fiorello Sì. la mattina al bar mentre prende il cappuccino, sui social e poi andare anche in radio e in TV, perché Sì, Rai. noi facevamo dalle 7 alle 7 e un quarto, facevamo in TV, andava su Rai 2. Io mi ricordo benissimo perché Sì. la mattina sveglia presto. Andava tutto quello che noi facevamo al bar, veniva tagliato e poi riproposto il quarto d'ora prima che iniziasse la trasmissione. Meraviglioso, io Una penso cosa che non c'è sì. esperienza più bella, quindi Bello. ragazzi portate il vostro strumento Portate. dietro nella vita professionalmente, che sia lo stetoscopio, che sia la chitarra, Il trombone, il cioè, portate trombone, sempre. il pallone, portatevelo dietro, non si sa Ma mai. sai quante occasioni possono capitare avendo un trombone vicino? Ma immense, ma tantissimo. Il pianoforte, il pianoforte per esempio consiglierei di portarlo sempre dietro. Sempre dietro. Ma basta mettere le ruote, no? Certo. Le ruote, un laccio, qualcosa te lo tiri E dietro. te lo tiri dietro. Vedete, per esempio è tutto semplice, è tutto così facile. Adesso entro nel merito della tua vita, dell'altra vita professionale, perché quando io incontro colleghi che fanno la doppia vita lavorativa, perché lavorativa. sai, ci sono le mogli all'ascolto, Sì, dice, la sì. doppia vita. Tu hai una doppia vita? Lavorativa. No, hai mai avuto una doppia vita? No, io sono felicemente sposato da 35 anni. Che bello. Proprio mentre venivo, la settimana scorsa, abbiamo festeggiato i 35 anni di matrimonio. Vedete, io quando sento questi numeri me li giocherei, Sì, capito? Me li 35, giocherei la settimana 35 e poi non so a cosa sta il coraggio, a cosa sta, me li giocherei un ambo, per esempio. E ho detto a mia moglie, che vuoi fare per la ricorrenza? E mi ha detto 1 minuto di silenzio. Niente, non ci Stanno riesco. ridendo? No, non ce la farò, ce la faremo mai. Non ci riesco. Allora, la tua vita professionale, Sì. l'altra, quella dell'insegnamento, tu sei anche un insegnante di sostegno, che è un ruolo Sì. importantissimo, Bellissimo. è un ruolo bellissimo, e devo dirti che è un ruolo che secondo me paga molto di più. Molto. Ora, è vero che hai un solo alunno per ogni ora, due, quelli che sono, però è anche vero che la soddisfazione è molto più Allora, grande. è una soddisfazione immensa, perché allora, se tu riesci a raggiungere un obiettivo con un ragazzo normodotato, sei stato bravo, però, Sei bravo. però diciamo era già è insito in quel ragazzo di poter raggiungere quell'obiettivo. Ma quando lo stesso obiettivo tu riesci a raggiungerlo con un ragazzo che ha delle difficoltà, le soddisfazioni sono il doppio, si raddoppiano, perché effettivamente tu ti senti gratificato. Ci sono anche i momenti di scoramento, no? Quando ma questo è chiaro. ripeti sempre le stesse cose e poi non vengono assimilate, però qualsiasi risultato riesci a ottenere vale il doppio. È un Vale gran il doppio. traguardo. Però Sì. adesso vengo a un altro tipo di risultato. Quando tu fai
svolgi il tuo ruolo di sostegno sei in compagnia di un altro professore, in compresenza con un altro insegnante. Mentre invece tu preferisci, ho saputo perché ho cambiato una domanda in corsa, perché qualcuno, chiaramente il bello della trasmissione è anche questo, tu preferisci comunque fare la supplenza, perché sei da solo e in quel momento rimani solo con i ragazzi. Allora, perché sei felice quando rimani solo con i ragazzi? A, perché sfrutti l'occasione per provarti i pezzi con la chitarra. B, perché dividi con loro poi alla fine, se funzionano, oneri e onori. C, siccome le classi sono numerose, fai lo spettacolo, gli fai pagare il biglietto e approfitti per arrotondare. No. Allora direi la A, che significa, allora, quello che mi piace è quando ti confronti con la classe e loro magari, perché di solito vai a fare le supplenze quando manca un altro insegnante. E allora, quello che mi piace è riuscire a fare la materia della supplenza che manca, però con degli inserti carini, simpatici. Ecco, magari, che ne so, spieghi Carlo Magno, però ogni tanto tra una spiegazione e l'altra metti una battutina, una schitarrata, cioè in modo che la lezione non sia pesante e venga farcita da piccoli momenti ilari. Vorrei fare un appello a tutti, come dire, a tutti quelli che si occupano della pubblica istruzione, cioè dal ministro e poi in scala, insomma, a scendere, di modo che al gradino più basso, che sono i presidi, che sono i dirigenti scolastici oggi, diciamo che il gradino più basso potrebbe essere anche i collaboratori scolastici, che sono importantissimi per la scuola, fondamentali. Allora, un professore come Sebbi Picone potrebbe essere la chiave di volta per tutti quelli che magari non amano andare a scuola, quindi in ogni scuola ci dovrebbe essere un insegnante come Sebbi Picone, che tra una supplenza e l'altra dà una schitarrata, tra Carlo Magno e Garibaldi, insomma, spiega in rima, in strofa, con una battuta quello che hanno fatto questi grandi, perché imparare la storia o quant'altro potrebbe essere, impararla così con uno come Sebbi potrebbe essere un modo, una gioia, anche svegliarsi la mattina e dire: oggi ho storia col professore Picone, devo andare per fare vedere che tu chiedo che si carica il pianoforte, dice: ma che sta facendo? No, oggi il professore ci ha detto che ci dobbiamo portare il pianoforte, la chitarra, perché dobbiamo andare a scuola e divertirci, perché forse si è perso anche un po' il divertimento. E principalmente inculcare, cioè educare i ragazzi, perché la scuola è il fulcro della società, cioè quello che tu puoi fare a scuola è una cosa immensa, l'educazione, la cultura, però nello stesso tempo se riesci a dare una pilloletta, un po' di svago, a non fare la lezione pesante, perché oggigiorno per esempio io mi metto nei panni dell'insegnante di storia, tu lo sai che significa spiegare storie? Lo so. È una cosa difficilissima, perché i ragazzi non ti ascoltano, dopo 10 minuti loro si stancano. E allora come fai? Io appena vedo che il loro sguardo incomincia a vagare, allora metto una cosettina per riattirare l'attenzione. Senti, e poi riprendo. Mi fai una battuta bella, mi piace, ti mando mio figlio. Non è che tu ora vai in pensione, porca miseria. Fra un po', fra 2 anni vai in pensione e mi dedico allora, mi dai, prima di scegliere le armi, sì, mi dai una battutina per favore, vediamo se ce la facciamo a farli ridere. Allora, intanto io voglio dire una cosa, l'importanza della famiglia. Parlavamo di scuola, l'importanza della famiglia. Tu sai che significa essere sposato e arrivare a casa e trovare tutto pulito, la tavola apparecchiata, la cena calda, tua moglie in abitino sexy che ti guardi in modo malizioso? Lo sai che significa? Che hai sbagliato casa. No, non era male questo. Non era, perché non ridono. Senti, che armi scegliamo per dopo? Come te la giochi, se mai tu avessi detto la bugia, che non credo che ci sia, comunque come ce la giochiamo? Farei il mini golf. Mini golf, va bene, sì. Che è nuovo e lo sperimentiamo. Però ti chiedo una cosa, siccome io da lontano ti dispiace passarmi l'attrezzo, perché da lontano non vedo una mazza. Questa è una battuta. Io ti passo la mazza e così ti consegno l'arma bianca. Noi ci vediamo un altro Vox Populi e poi torniamo subito per il mini golf con Sebbi Picone. Nel frattempo mi alleno. Buonasera gentile signore. Buonasera. Allora, mi dica un po', lei ormai ha finito di andare a scuola da tanti anni, però io le voglio chiedere, si ricorda per caso una cosa strana successa in classe? Difficilmente che me lo ricordo. Io ho finito la scuola negli anni 63.
giustamente Cosa dice, mi come posso se dire? lo può ricordare? Che mi posso ricordare? Ma qualcosa, Ma completamente, compagno ma di classe, completamente. qualche fatto che lei, qualche gita scolastica, se facevano le gite No, a quegli anni, no, non no, esistevano no, le no, gite. Ma lei era studioso oppure Allora, ogni Ci tanto? facevano da mangiare. Quello Ma- almeno. Guardi, io andavo già a lavorare a quell'età. Questo glielo Però posso il dire, lavoro quindi- nobilita l'uomo. Che le posso dire a quel punto? Però comunque quindi andava Scuola e lavoro. Scuola e lavoro. Scuola e lavoro. Ah, hai visto una volta, Piccole erano cose, tempi ma le diversi. facevamo. Ma anche se non si ricorda dei fatti, ma le piaceva la scuola oppure non ne mangiava? Non glielo posso dire questo. Questo perché non se lo ricorda No, nemmeno. perché non mi ci hanno mandato a scuola. Ecco, la mamma a 11 anni mi ha detto tu ora sei grande vai al lavoro. Erano altri E da allora che Ecco. lavoro. Però, Sono qua, ripeto, guarda, questo non fa grazie altro a che Dio. nobilitarla, un lavoratore, le fa onore questo. Grazie. Allora, oggi parliamo di scuola e vogliamo chiederti, raccontaci, dici un tuo ricordo particolare sulla scuola, la cosa più strana che ti è successa in classe? Secondo me, scusa se ti interrompo, però questo ragazzo ha l'aria un po' da professore, non lo so, mi sembra, non è professore, No, non però sono così. c'ha un po', non lo so. L'aria del professore. Sì, sì. Non gliel'hanno mai detto? Sì, qualche volta. Quindi, Giovanni, per favore, qua, stavamo parlando, no? Ricordavo il mio professore di filosofia, quindi non... Perché tu hai studiato filosofia, Giovanni. No, però... Ecco, raccontaci una cosa strana che ti è accaduta in classe o che non è accaduta a te ma che è accaduta in classe. Guarda, io mi ricordo ancora questo momento come fosse stato ieri, scuole medie, eravamo una classe un po' scalmanatella. Ieri, scuole medie, penso saranno passati 40 anni, no? Va bene, io vado via No, all'intervista. sto scherzando. Giovanni, sì, fallo parlare. E quindi niente, stavamo giocando facendo una lotta, stavamo trascinandoci una volata. Avete presente tipo il rugby? Sì. Ecco, stavamo simulando il rugby in un'aula di 3 metri per 4, ecco, con i banchi, insomma, non era proprio il La massimo. palla come lo zaino come palla. Esatto. Ok. Fantastico, Credo di fantastico. aver capito. A un certo punto abbiamo deciso di far partire una mischia così dal nulla e abbiamo preso uno dei nostri compagnetti e l'abbiamo letteralmente incastrato dentro il muro. Cioè proprio abbiamo sfondato la parete con il nostro... Mi hai ricordato una cosa perché io a scuola, al superiore, c'erano le pareti di cartongesso. Esatto, erano pareti. Siccome io andavo in una scuola dove vandali non ce n'erano pochi, e mi ricordo che venivano fatti questi buchi tra le varie aule, quindi avevamo le aule collegate tra questi buchi nelle pareti. Ottima, bella scuola anche io quella che ho frequentato. Noi la ringraziamo, un saluto a Sotto a Chi Talk. La buona serata. Allora, Sebbi, invasi da questo profumo che sappiamo benissimo cos'è, Sì. proprio c'è un profumo di pasta con i broccoli. Ma veramente? Ma veramente? Qualcuno Guarda. dice ma dove siete? Ma siamo sempre, noi lo sappiamo, no? Qui nel frattempo si registra anche un altro concetto Tino che cucina. Io ho sbagliato l'ospitalità. Io Dovevi andare là, nell'altra, ma purtroppo cioè, là qua, l'ospite non con- c'è, tu sei qua e poi casomai mangi con noi. Allora chi ci ha preparato un piatto di pasta? Vedi un po', ma vedi se un collega broccoli, con i broccoli. vedi- Allora, abbiamo scelto il mini golf. Sì. Va bene, ci stiamo giocando questa bugia, semmai tu Sì. non so se l'hai detta, ma comunque se vinco io abbiamo 3 tiri ciascuno, dobbiamo fare buca, dobbiamo fare insomma. Scusa, posso togliere questo perché lei non capisce una mazza, quindi è inutile che. Sì, ma tanto non ride, niente. non c'è verso. Lo Allora mettiamo comincio qua, a tirare io, va bene? Vabbè, sì. Va bene Sebbi? Sì. Tiro un po' in maniera 3 tiri? no, 3 tiri Tre tiri contro contro 3 tiri, vabbè. Bene, ormai c'è sintonia, siamo in sintonia. Provo, io ho provato anche la pendenza, vediamo se riesco. Troppo che forte. peccato, Faccio ragazzi, 3 tiri che io e peccato. poi 3 tiri tu. Sì. Allora. Non Guarda che non è male, Vedi che non è male. Guarda che non è male assolutamente. Io già- Ora stoppo, perfetto. Già mi hai messo in ansia. Già ti ho messo in ansia. No, ma tu non devi andare in in ansia, perché io con i giochi sono bravo, Sì. ma non perché me Sì. li faccio prima. E penso che... vai, mannaggia, vai. comunque... Un punto l'hai fatto. Un punto l'ho fatto. Allora, Cioè, io mi metto al tuo posto. Tu ti chiedo metti al mio. scusa.
così Chiedo scusa vai serenamente. ai miei alunni che mi vedono qua a giocare. Vabbè, ragazzi, Vabbè. purtroppo E questo- Sebbi oggi ha dovuto fare questo. queste Va cose. bene così. Vai. Beh, allora vado, Sì, primo sì. tiro. Penso che la mazza sia al contrario, però non vorrei. No, non è giusto, No, giusto. giusto, va bene. Allora io, guarda, questo è proprio atteggiamento da golfista. Vedi? Sì. Io avevo la golf, sai? Non fa ridere questo, no, va bene, no. Pensavi che avessi la Panda, no? Va bene. Un Attenzione. pandista. Ah, Troppo peccato, forte, troppo Sebbi, forte, se- deve andare forse avrebbe virato. Secondo me sono già propenso Senti, ti è a capitato di giocare. fare qualche serata particolare in qualche posto di gente che ne so, che ti ha chiesto, cioè una serata? Sì, il convegno dei magistrati antimafia. Sì, un successo clamoroso, guarda. A fine spettacolo pensa che loro hanno chiesto per me 41 bis. Tira, Cioè, Sebbi, quindi, vabbè, tira. Non ridono, Non ridono. Non ridono, io se le sto tentando tutte. Ah, mannaggia, devo tirare più pieni. Mannaggia, Devo tirare un più po' pieni. piano. Dai, hai l'ultimo tiro per pareggiare i conti, L'ultimo, Sebbi. sì. In ogni caso oggi finisce a pareggio. A pareggio, Facciamo vabbè. così. Sarebbe giusto, sarebbe bellissimo. se Sarebbe pensi a pareggio. bellissimo, sai, non si è pareggiato mai. Ora mi devo concentrare. Vorrei pareggiare. Ma però devi notare lo stile, proprio da golfista. sto Vedi notando, guarda. C'è. Ah, vabbè. Allora, ascolta, però tu la devi finire ogni volta che io tiro di sollevare il tavolo e fare andare la pallina. Cioè io queste cose te lo devo dire in faccia, non te lo volevo dire, perché ho notato, perché quando tiravo lui stavi fermo, quando tiravo io facevi così e la pallina andava verso fuori. diciamolo, si tende più verso di me, questo lo dobbiamo dire. Sebbi, allora, ho vinto io. Sono nel diritto di chiederti se hai detto una bugia o no. Cosa mi rispondi? Sì, ho detto una bugia. Quale? Quando dicevo che nei miei spettacoli facevo ridere. No, ho detto una bugia perché io sono uno dei pochi comici, però almeno questo è primario, che dei pochi comici che ha un piccolo difettuccio, che non fa ridere, però piace. però se non ridono loro mi diverto io, quindi c'è sempre qualcuno che si diverte. Tu perché lo fai il comico? Io lo faccio il comico per divertirmi. Allora basta, c'è bisogno che si diverte il pubblico? Sì, no, se si dai. diverte Sebbi, ci divertiamo. Io mi diverto. Eh sì, però non mi chiamano il fatto che non si diverte il pubblico. No, ti chiamano. Vabbè. Io lo so perché fai belle cose e fai cose anche importanti. Allora, ho vinto io, Sebbi la bugia me l'ha detta, è stato un piacere qui averlo con noi. L'unica cosa, Sebbi, non sei riuscito a fare ridere loro, eppure forse un poco Giovanni sotto i baffi se la sta ridendo. Mi posso giocare l'ultima carta? Dai, giocati l'ultima carta e chiudiamo. Sono arrivato stanco perché prima di venire ho fatto l'amore con mia moglie e ho bruciato 1000 calorie, 200 durante il rapporto, 800 per convincerla. Sotto a chi talk, Cioè mi sembra una del mio pubblico. sotto a chi talk non vi lascia mai, è sempre puntuale, sempre con delle novità, sempre con dei personaggi. Ho fatto uno scherzo a una ragazza del Niagara e c'è cascata. C'è niente, c'è proprio zero. Come Sebbi. È morto l'uomo ragno. Vabbè, la sua vita era appesa a un filo. C'è niente, ragazzi, vabbè. Cioè, mi sembra di un mio spettacolo. Ci vediamo alla prossima, ciao. Come fate a restare serio? Cioè, allora, la non bugia- fanno ridere. Sembra una dei miei pubblici che stanno per dire. Sembrava... Sei una di quelle che seguiva Sebbi Picone? Dillo, sei una di quelle del pubblico che seguiva Sebbi Picone? Sì, lo confesso. È pronta? Lo confessi. È pronta la pasta? Grande, Andiamo?